Talenti sì, talenti no. Se ti chiedi di essere un talento, prendi presto questo appuntamento e vai. Talenti sì, talenti no. Se vuoi toglierti un tormento, canta, ballo, recita un momento e vai. Daniele. Daniele. Prego. Prego. Buonasera, bentrovati sugli schermi di Televita. Ciao amici, bentornati. Daniele Meloni. Daniele Sinasce. Buonasera. Siamo qui a Talenti. Che carino. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate, tantissime lettere da tutti i telespettatori di Televita. Siamo qui, siamo pronti per una nuova spumeggiante puntata. Tantissimi gli artisti che si sono proposti. Anche uno che è scappato oggi, non diciamo il nome, ma insomma ha preso e se n'è andato, chissà che cosa aveva per la testa, ma chissà che un giorno non ritorni e non ritrovi la strada di casa di Televita. Ringraziamo intanto il nostro pubblico che Buonasera come sempre a tutti. ci viene a trovare. Ringrazierei ufficialmente tutte le persone che ci hanno chiamato nella puntata precedente e mano a mano vi selezioneremo e vi chiameremo per esibirvi. Come sapete, Talenti è una trasmissione ideata appunto per darvi a voi spazi televisivi. Sì, a voi, a tutti quanti, artisti, poeti, ballerini, chiunque abbia bisogno dei spazi televisivi, noi offriamo questi spazi grazie all'aiuto di Televita. Assolutamente sì, vogliamo ricordare che questa trasmissione di nome Talenti ha appunto la missione, perché così possiamo anche chiamarla, la missione di poter dare lo spazio a chi altrimenti non lo avrebbe. Ma chi è? Ma tu sei un talento? Ma sei sicuro? È bellissimo. Quindi dicevamo di questa trasmissione che dà l'opportunità veramente a tutti quanti, a chi lo desidera, di poter andare in televisione sugli schermi di Televita, che è in via Parigi. Come fanno? Come fanno? E come fanno? Adesso sopra o sotto, non lo so, da qualche parte sul teleschermo ci sarà un numerello di telefono che è il numero degli uffici. Oppure manda una mail. Sei preparato però? Sono preparato, almeno qua a scuola vi ho sempre tre, comunque sia. Potrà mandare il proprio curriculum, ma anche se non lo ha, perché qui non è che noi abbiamo bisogno di Pavarotti, abbiamo bisogno di una bella casalinga che vuole dedicare una canzone al proprio marituccio, oppure di quel ragazzo innamorato della mamma che vuole dedicarle una bella poesia. Televita e la nostra trasmissione di nome Talenti dà l'opportunità a tutti quanti, nessuno escluso, di poter fare il proprio messaggio promozionale sugli schermi della televisione. Infatti da quest'anno abbiamo anche introdotto il telegramma televisivo. Ebbene sì. Il telegramma televisivo è proprio una bella invenzione, Daniele. È vero, è vero. Ma di che parla? Io vi ricorderei gli indirizzi ufficiali dove comunque potete scriverci, oltre che il numero che vedete in sovraimpressione, che ricordo è lo 06 5231 sottoimpressione 9616 06 5231 9616 e segreteria e fax negli orari d'ufficio, oppure in diretta durante la trasmissione. Allora, vi ricordo che la nostra trasmissione Talenti va in onda tutti i giovedì alle 21:15 circa sulle frequenze di Televita. Allora, per contattarci... Dura intorno ai 20-25 minuti. Per contattarci scriveteci presso l'ufficio casting della DM Musica Produzioni di Roma in via G della Penna 73 00126 Roma. Ma G perché sta? Giovanni. Giovanni Talenti? Talenti sì, talenti no. Se ti chiedi di essere un talento, prendi presto questa punta. Ma dove sta sto talento? A proposito di talenti. No, Talenti la zona. No, la zona... Pensa una volta... Che salutiamo. Un saluto a Talenti, penso che c'è una ragazza a Talenti. Non sveliamo. Ma era tanto tempo fa, ma quel nome mi ricordo. No, Lauretta, ecco come si chiamava. Un saluto a Lauretta, che avevo conosciuto la canzone, a Cerenova. A Cerenova, chi se la ricorda più. Magari un annuncio, se ci stai, fatti vedere. Dopo tanto tempo facciamo una carambata. Guarda, quella è un'altra trasmissione. Un'altra trasmissione, vabbè. Scusate, allora, a proposito di talenti, noi abbiamo avuto una piacevole sorpresa, un personaggio simpaticissimo, abbiamo conosciuto precedentemente nei camerini, che ha telefonato tempestivamente e ha avuto il suo spazio. Io lo chiamerei qui, si chiama Riccardo. Un applauso. Ciao Riccardo, benvenuto. Buonasera, ben trovato.
Come stai? Bene, bene, grazie. Allora, Voi? racconta, sì, Tutto noi ok, tutto a tutto posto. ok. Senti, ma raccontaci come sei riuscito a venire qui a Televita. Facilmente ho composto il numero che ho visto sovraimpressione e ho mandato un mio pezzo e poi mi avete contattato, tutto qua. Ecco, È facilissimo. più facile di così. Non Si diciamo- muore. no, non si possono in televisione certe cose, facciamo anche una piccola cornetta. E io direi che Sveliamo questo lato artistico, beh, se c'è, o sei venuto per un videomessaggio? No, io sono venuto per fare una canzone, per cantare una canzone perché la sento mia, ecco. si intitola Ma Figaro. diciamo perché, me l'hai svelato nel camerino. Perché Renato, se quel giorno avesse intitolato Figaro Riccardo, sarebbe stata sicuramente la stessa identica cosa, poi la scoprirete, insomma. Ma non è solo un cantante, ma anche un mezzo poeta a questo punto. Un po'. Io però direi che tu mi hai confidato che questo Figaro, questo nome Figaro, è anche un po' il tuo appellativo, un po' Sì, il è il tuo. mio nome d'arte perché poi Figaro è diventata è il mio cavallo di battaglia, quindi tutti mi conoscono come Figaro. Questa è una cosa meravigliosa, diamo l'opportunità a questo nostro amico di nome Riccardo, in arte Figaro, In arte di Figaro. cantare questa canzone, guarda caso si chiama Figaro. Ecco qua, pronti. Storie da vendere, che ne vuoi? Intere pagine riempirei. Ho libero accesso, ho la più ampia facoltà di scrivermi addosso vere o presunte verità. Assorbo di tutto, raccolgo quei sentimenti e poi li spendo, sperando, li accendo, interpretando. Ti si fida, meglio così. Se fuori si guasta, corro lì, mi infilo dovunque, precipito, cado e torno su, più svelto del vento. È la vita mia, mille occhi, una foresta, una giovra di periferia. È la vita mia, rinnegarla io non posso, resto me stesso finché riesco a cantare di te. Prendi quello che ti servirà, del mio cuore il battito migliore, le più strabilianti primavere, tutto il bene che vuoi, la dolcezza che altrove non hai. Porti nella tua gioventù, così in alto dove sei tu, in un tempo che non c'è più. Sul tavolo verde io non vinco mai, ma so indovinare tu che carte hai. Non è mestiere, ma non so dirti cosa sia, paura d'amare, amnesia, saper ascoltare il silenzio di gente che va via, lasciarsi guidare fra sogni e lacrime.
crescere ancora un po', non c'è sgomento, abituato alla realtà, ti vengo incontro, qualunque sia la verità, io sono qua, lasciami le chiavi dove sai, fammi trovare una sedia del buon vino, chiunque tu sia ti resterò vicino, carta e penna perché questo nuovo messaggio è per te, nascono così le melodie, dalle lacrime tue e quelle mie, e non sono soltanto bugie, bugie. Anche stanotte ci racconteremo una volta di più, mentre parli canzone sei tu, nascono così le melodie, mentre tu mi scorri nelle vene, e sia gioia o sia disperazione, dal tuo mondo ti ruberò, e un successo di te farò, una canzone, una canzone, una canzone, sarò io la tua canzone. Grazie. Grazie. Vieni qui, cambio microfono. L'emozione c'era. Tanta. L'emozione, io credo che facendo questo per mestiere, perché diciamo che almeno per quello che mi riguarda, il discorso di presentatore fino adesso è un gioco e spero che verrà apprezzato, ma il mio mestiere, ricordo, è proprio quello di cantante, per cui volevo parlare di emozione, perché senza emozione non si può andare da nessuna parte, su nessun palco, di nessuna parte del mondo. Per un cantante, per un artista, credo che sia l'energia vitale appunto quella dell'emozione, e come vedete questo ragazzo che ha interpretato in maniera così sublime questa canzone è decisamente emozionato, quindi ancora un plauso a lui. Grazie. Complimenti, Riccardo. Grazie. Complimenti. Un'ultima domanda, la passione di Renato come ti è venuta? La passione di Renato è Aspetta. Sì, talenti no, se ti chiedi di essere un talento, prendi presto questo appuntamento. Come hai fatto e tu? vai. come ho fatto io. Talenti sì, talenti no, se vuoi toglierti un tormento, canta, ballo, recita un momento e vai. Eccoci. Allora, dicevamo, La passione per Renato è nata tanti anni fa, con una canzone che sicuramente i grandi sorcini conosceranno, che è Più insieme, e da lì poi è nata questa escalation. una canzone per- un pochino di nicchia, più di insieme è nicchia. decisamente una canzone Assolutamente sì, e da lì particolare. poi è iniziata questa escalation per Renato, insomma. Molto bene. Grazie. Consiglio un'ultima domanda, se permetti. Beh, scusa. guarda, Che consiglio daresti ai giovani che si vogliono inoltrare in questa intanto devi carriera? tagliarsi tutti i Di capelli. tagliarsi tutti i capelli, che è la cosa più facile e più comoda che ci possa essere la mattina quando ti svegli. No, di provare e poi quando ti capita l'occasione sfruttarla, come io lo sto facendo nel mio piccolo in questo momento. Noi Grazie. ti ringraziamo Grazie a perché per voi noi è un piacere per avermi ospitato. diciamo questa situazione di poter dare la possibilità a tutti quanti di poter cantare, e questa è la dimostrazione vivente che non c'è nessun raggiro, non c'è nessun inganno, non c'è nessuna presa in giro. Si telefona, si viene
a Televita, si canta e si torna a casa. Esatto. Questo è l'iter. Se poi pure una bella pizzetta, perché no? Perché no? Noi ringraziamo Grazie a Riccardo voi in e Arte una buona Figaro. serata. Noi ti Grazie. aspettiamo ancora. Ciao, buone cose. Grazie. Io Allora. spenderei un attimo una parola per un nostro amico che è un nostro sostenitore, diciamo così, commerciale, che permette anche lui, tra l'altro, queste esibizioni varie Come no, come no. che offriamo. Ringrazierei ufficialmente Muzzi Parati, che vedete qui alle nostre spalle. Ciao Augusto, grazie di essere con noi anche quest'anno. Vi ricordo che da Augusto potete trovare colori, vernici, hobbistica, decoupage, oggettistica di polistirolo e quant'altro. Chiaramente qualità e cortesia sono Oggettistica, d'obbligo. insomma, dilla tutta, perché sennò la gente chissà che si immagina. Oggettistica di Vabbè che noi polistirolo. andiamo in onda presto, quindi oggettistica di polistirolo, ma non quello che forse qualcuno avrà pensato, ma oggetti, diciamo, Per i dettagli chiamate lui Sì, per i stesso, ma 06 ma non sono 52 giocattoli, ma sono 1 cose 5. serie, sono cose molto belle che noi abbiamo visto. Potete chiedere a questo numero il suo catalogo. e Allora, quindi- chiamate Augusto al 06 52 15 795. Muzzi Parati da Ciglia, salutiamo. Ciao. oggetti di polistirolo. No, oggettistica. Oggettistica di polistirolo. Chissà che si immaginano. Allora, noi continuiamo la nostra trasmissione, abbiamo ancora qualche piccolo minuto da dedicare Oh, ai se mi nostri consenti- amici che hanno già telefonato. Riccardo ne è stata la prova, l'altro giorno c'è stato Anthony col suo vero. bel pezzo, abbiamo ancora 3 minuti, quindi Sì. cerchiamo di essere... Un ringraziamento particolare alla regia che ci sopporta e ci supporta. poverini, li mettiamo sempre, È vero. gli rompiamo sempre un po' le scatole. Microfoni volanti, microfoni, fili cose. dell'ultimo minuto. Ma Grazie la loro, ragazzi. la loro generosità però dà la possibilità a questi ragazzi di poter cantare dal vivo, noi lo ricordiamo. E chi era questo che rideva? Talenti sì, talenti no. Se ti chiedi di essere È un tormentone, questa è la prima puntata, io non ce la faccio più. Ma chi l'ha scritta sta canzone? Figura di 9 mesi. Madonna mia, un parto di talenti. Se può toglierti un tormento, canta, ballo, recita un momento e vai. Che meraviglia. Figaro oggi è stata la prova vivente che si può andare in televisione senza lunghe trafile, senza avere qualche santo in Anzi, paradiso. a tal proposito direi che i prossimi ragazzi che chiameremo in scaletta, che ci hanno chiamato, precontattato nelle puntate promozionali già avvenute, sono Viviana, Di 24 anni. che è una ragazza di 24 anni, cantante anch'essa, la contatteremo al più presto per invitarla nel suo Probabilmente la spazio. prossima settimana. E il signor Emilio Castellaro, che ci ha contattato già più volte, lo contatteremo ufficialmente per invitarlo. Poi ci sono altri in Altri sequenza che mano a mano vi comunicheremo. Assolutamente. Io però vorrei ricordare che la nostra trasmissione dà appunto la possibilità di fare anche questi telegrammi televisivi Non di cui... solo cantanti, non fai solo questo cantanti. appello. Ah, facciamo questo Oh, appello dai. di qualcuno che vuole Basta con la sigla. vuol far vedere alla propria mamma, alla propria ragazza, al proprio ragazzo o quello che è un appuntamento televisivo con un messaggio ovviamente che deve essere assolutamente di affetto o di amore, perché noi non facciamo messaggi minacciosi, ti aspetto dall'altra parte, noi non le facciamo queste cose, per cui soltanto amore, messaggi di amore e di solidarietà e di affetto. Poi si avvisa il parente o l'amica o la fidanzata interessata, si dice accendi Televita alle ore 21:15 e quindi potrete dare il vostro messaggio promozionale. La prossima settimana Sì. abbiamo anche delle altre novità, Infatti, verranno non sveliamo messe... niente, però non ci vedono. Vabbè, volevo far vedere le foto dei concerti di quest'estate. Infatti, così. Vabbè, pure tu, scusa. Io ringrazierei tra i nostri amici del pubblico un nostro amico particolare, Max, fotografo, che ci ha riempito di foto, grazie. Approfittiamo prossima- per invitarti ufficialmente nelle prossime Vieni. edizioni. Le prossime Eccolo, settimane... eccolo. Un applauso al nostro amico. Le prossime settimane verrà in veste un pochino più ufficiale, ci illustrerà qual è un pochino la sua attività di fotografo. Noi siamo arrivati un pochino alla fine di questa trasmissione, non vi dimenticate, se volete farvi vedere dai vostri parenti, amici, fidanzati, nemici, chiunque, potete venire a Talenti. Eccoci qui la dimostrazione di Figaro e degli amici come lui che possono farsi vedere in televisione. Daniele Meloni E Daniele Sinasce. vi invitano la prossima settimana. Appuntamento e vai. Talenti sì, talenti no. Se puoi toglierti un tormento, canta, ballo, recita un momento e vai.
talenti sì, talenti no. Se ti chiedi di essere un talento, prendi presto questo appuntamento e vai. Talenti sì, talenti no. Se vuoi toglierti un tormento, canta, ballo, recita un momento e vai. Eccoci di nuovo a noi, ragazzi, amici, carissimi. Bentornati, Eccolo, è arrivato, già si sente. Bentornati. Bentornati, Come stai, ben Daniele? trovati. Bene, tu Daniele? Ah, io sono Paola. E i nostri amici come stanno? Benissimo, sicuramente. Lo diciamo noi per loro. Ormai li sentiamo perché ci chiamano continuamente, sono contenti di questa trasmissione, vogliono venire a partecipare. Ricordiamo a chi è dedicata questa trasmissione, i talenti ormai da 9 mesi quasi sta andando in onda. Talenti, hanno chiamato tanti talenti. L'altra settimana abbiamo avuto il grandissimo Richard Benson che ha dato un impreziosimento alla nostra trasmissione, essendo lui uno dei più grossi talenti che l'Italia artistica conosca, per cui, come avete visto, la trasmissione pian piano, lentamente, perché si sa quando si fa una cosa nuova il cuneo deve entrare piano piano, per cui ci stiamo lentamente inserendo in una striscia di spettacolo che pian piano sta prendendo piede, per cui noi siamo contenti, i primi risultati cominciano pian piano a giungere, ma soprattutto la soddisfazione forse più grande è proprio quella di aver dato la possibilità a tutti quanti, veramente a tutti, senza fare i nomi, ma insomma andiamo anche un pochino nel passato, a gennaio, a dicembre, a novembre, in cui sono venuti dei personaggi abbastanza esilaranti, e questo è a testimonianza del fatto che non bisogna avere nessun patentino per entrare nel mondo dello spettacolo, per cui noi siamo soddisfatti di questo nostro risultato. Ricordiamo a tutti i nostri amici che ci vogliono contattare per venire ad esibirsi, possono scriverci o chiamarci al numero che vedete sopra impressione, oppure scriverci all'ufficio casting della DM Musica Produzioni in via Giovanni della Penna 73 00125 Roma. Ripeto, via Giovanni della Penna numero 73 00125 Roma. Mandateci tutti i vostri materiali, dei CD, DVD, vostri curriculum, tutto ciò che riguarda. A proposito, in tal proposito vorrei complimentarmi in modo particolare con le persone che ci hanno scritto la settimana scorsa e ci stanno guardando, perché gliel'avevo anche detto che li avrei salutati in diretta. Ci hanno mandato 2 copioni per 2 trasmissioni, anche per questa emittente, volendo, 2 cose inedite molto particolari. Ne parleremo, di che parla? Nelle prossime puntate ne parleremo, non Ma sveliamo altro. Ah, no. Comunque questa è una cosa gratificante, in quanto, come abbiamo giustamente detto più volte, non diamo solamente spazio a chi canta, no? In questa vetrina, ma a tutti quanti. Ecco, magari queste persone si... Beh, il talento, grazie a Dio, non si esprime soltanto nella musica, ma si esprime nel balletto, nella poesia, nella letteratura. Noi abbiamo cercato, qualcuno ha risposto, purtroppo qualcuno no, ma insomma poi so pure affari sua, a un certo punto, per cui l'arte si esprime in tante belle... in tanti bei movimenti, per cui non c'è nessun problema. Noi siamo stati veramente onorati di aver ospitato tutte queste possibili energie che si sono convogliate qui negli studi Televita in via Parigi 11. Comunque io direi che siamo molto soddisfatti di questa esperienza, in quanto abbiamo avuto anche riscontri con, addirittura facendo un annuncio che cercavamo una co-conduttrice, ne abbiamo trovato addirittura 2 o 3 che sono qui state insieme a noi, ballerine. L'unica cosa che ci manca comunque, ragazzi, sono i telegrammi televisivi che Certo. Daniele aveva buttato lì, ma... Sì, diciamo questa era un'idea che c'era balenata. In realtà, se qualcuno di voi ha l'intenzione di fare una sorpresa alla propria mamma, alla propria ragazza, al proprio ragazzo, viene qui alla trasmissione Talenti, registra, poi il giorno successivo avvisa l'interessato o l'interessata e dice: accendi su Televita alle 21:15 e l'interessato o l'interessata vedrà diciamo, l'immagine del proprio ragazzo, proprio fidanzata, che farà gli auguri o reciterà una poesia dedicata appunto a chi vuole. Per cui basterà accendere la televisione e questo telegramma televisivo prenderà forma e potrete fare gli auguri o potrete regalare il vostro amore alla vostra fidanzata. A tal proposito vorrei ricordare a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo, oggi è giovedì e va in onda dalle 21:30 in poi questa trasmissione. 21:15. Ma sì, 21:15, 21:20 circa.
che noi registriamo comunque il mercoledì pomeriggio agli studi di via Parigi 11, qui al centro, nel cuore di Roma, come giustamente tu mi ricordi sempre. E ragazzi, il numero che vedete in sovraimpressione comunque è attivo, potete chiamare, ma non per intervenire alla trasmissione, solamente per prenotare il vostro spazio. Assolutamente. Giorno e notte, diciamo dopo le 20, inizia la segreteria telefonica, quindi verrete ricontattati senza meno e il gioco è fatto, per cui assaporerete l'ebbrezza della televisione e dell'etere, per cui se non avete contatti, amici politici, amici potenti, industriali che non vi possono portare a Canale 5, noi possiamo invece dare la possibilità, che secondo me e secondo anche il nostro caro amico Daniele Meloni, dà la possibilità di essere molto più veritieri, perché qui da noi c'è la libertà di parola e quindi quello che vi passa per il cervello potrete dire. Ma noi abbiamo un amico. Abbiamo un amico, prima di annunciarlo, la persona che si era presentata ai nostri studi. Vorrei ricordare il nostro amico che qui comunque sia ci sostiene culturalmente, diciamo. ed è l'amico Muzzi Augusto, Muzzi Parati. Oggettistica di polistirolo. Da Muzzi troverete tutto ciò che riguarda l'abbellimento della casa. Questi oggetti di polistirolo lo che trovate sono in via di Macchia Saponara, un telefono è 06 5215 795. Andatelo a trovare, oltre alla qualità e alla cortesia troverete la competenza anche al reparto decoupage. Decoupage, che è tutto un programma, ancora non si è ben capito. Io mi ero vestito tutto bene per andare a vedere sto decoupage, poi ancora me ci devi portare. Non mi dilungherei oltre. No, perché noi abbiamo un gratitissimo ospite, un nostro amico che tra l'altro ci ha portato fortuna, potremmo chiamare e denominare come fosse una mascotte, perché è stato il nostro primissimo ospite e ci ha portato evidentemente fortuna, ma noi lo chiamiamo, anzi chiamalo tu, va. Signori, un benvenuto a Anthony. Ciao Anthony. Mettete a sede. Bentornato. Come stai, C? Tutto bene, tu? Bene, tutto bene. Come stai? Come hai vissuto questa esperienza televisiva, anche se tu ne hai avute anche altre, in altre emittenti però di cui non facciamo riferimento, però se hai avuto dei riscontri, se ti hanno mandato delle mail, le tue fans, come sei rimorchiato, raccontaci. Come al solito sei sempre grande. No, per carità. Beh, guarda, è stato molto bello essere qui la prima volta, è stato molto interessante. Ci hai portato anche fortuna, insomma. È buono per voi. Buono per te, me. per tutti, insomma. Quando c'è fortuna, quanti. la fortuna si estende a tutti quanti. Comunque direi che è stata reciproca questa cosa, perché Anthony ci ha ricontattato non per rivenire in trasmissione a riesibirsi come fece alla prima puntata bene lontano settembre ormai. Ah, sì. Anthony ci ha mandato al nostro indirizzo, al nostro ufficio casting, che quando abbiamo rivisto abbiamo detto: questo ragazzo lo conosciamo. Sì. Un DVD, un videoclip, ragazzi. Ebbene sì, di quella canzone Anthony ha fatto DVD. Questa testimonianza che la nostra trasmissione dà la voce anche a chi invece poi il talento invece poi ce l'ha, per cui c'è anche il lobbista, chiamiamolo così, ma c'è anche il professionista o chi aspira ad essere un professionista, e quindi noi siamo felici e contenti di in qualche modo aver partecipato e assistito un professionista che si sta inserendo nel mondo dello spettacolo con evidenti soddisfazioni. Però io credo che sia il momento di mandare il video di questo nostro carissimo amico che si chiama Anthony. Grazie. Quante storie da raccontare, con la voglia di rivederla ancora. Quante storie da sotterrare,
quante storie, sanno un poco di bugie e di verità. Quante storie, tutti quanti ne inventiamo una e poi non sappiamo cosa fare se qualcuno poi ci scopre. Non sappiamo cosa dire, ma viviamo queste storie. Quante storie, sanno un poco di bugie e di verità. Quante storie, tutti quanti ne inventiamo una e poi non sappiamo cosa fare se qualcuno poi ci scopre. Non sappiamo cosa dire, ma viviamo queste storie. Sì, viviamo queste storie. Noi viviamo queste storie. Grazie. Grazie. Il nostro Complimenti. caro amico Anthony Dove ci ha ha girato il regalato video? È a Nomentano. Abbiamo visto delle immagini infatti della nostra bella Roma. Volevo chiederti come mai questo decisione di cambiamento di look, perché abbiamo visto lì il capellone e qui è un po' più te si taglia di capelli. trendy. Mannaggia li pesci. Vabbè, ci voleva una bella sfilza. Una rivisitazione come del dici. look, Sì. bravo. Intanto mi perdo i pezzi, ma sono in cantiere altri brani, che c'hai in mente? Raccontaci che bolle nel pentolone. Parlaci di Anthony, dai. Beh, abbiamo in cantiere molti brani ancora da Ammazza. finire. Bene, quindi un CD vero e proprio Sì. che uscirà, spero... 10 pezzi. 10 pezzi, quindi Ti un stai- vero e proprio lavoro, Ti stai un parlando long play. di musicisti tuoi o arrangiatori di studio? Come stai lavorando? Beh, arrangiatore di studio normalmente. Mm-hmm. Si lavora così. Su delle idee tue che gli hai dato come Sì, sì, aria di idee mie, canzoni sì. e poi I magari testi sono sono sempre state tuoi. sviluppate. L'artista deve dare anche sempre Complimenti, delle idee. bravo. Questo che sia anche un po' di sprone per gli altri artisti, per i ragazzi che magari sono lì in cantina, che suonano e che cercano di tirar fuori qualche nuovo prodotto, perché ragazzi l'Italia ha bisogno di nuovi prodotti, per carità, i grandi miti a partire da Renato Zero a Baglioni, a Ligabue, a Vasco Rossi, ma ragazzi c'è bisogno di nuove leve, di nuovi personaggi che un pochino vadano un pochino in giro per l'Italia a promuovere il nostro verbo, che a mio parere è il migliore fra tutti quanti, per cui è giusto alimentare la passione di questi ragazzi con questi input molto positivi, come ha fatto Anthony, che sia veramente di stimolo per tutti quanti, per tutti i musicisti che stanno lì, che giorno e notte armeggiano con computer, chitarra e pianoforte. Un consiglio che vorresti dare ai ragazzi, agli aspiranti professionisti, oppure quelli che magari sono un po' titubanti, non riescono a tirar sulla testa, il tuo consiglio? Il mio consiglio è come per me, anche per gli altri, di non arrendersi mai alla musica, cioè provare sempre e riprovare. Bisogna essere un po' tenaci, Sì, essere molto più duri. perché del resto un po' i schiaffi Fino arrivano da alla- tutte le parti, per cui non Alla fine si può arrivare all'obiettivo. questo che sia veramente un portabandiera di quello che deve essere l'impegno verso la musica, l'impegno verso lo scrivere nuovi brani, nuovi pezzi, per cui un grosso complimento ad Anthony. Come ti è nata la passione, Anthony? Quando hai guarda, scoperto di avere un talento, di Mi ci approfondire ha questo portato mia madre. argomento? Mia madre mi ci ha portato A alla che età? musica. Avevo i miei 14 anni. Anche perché ancora sei giovanissimo, insomma, sì. si vede. Mi ci ha portato mia madre alla scuola di musica, un po' forzando, però io sotto sotto dicevo va bene, Alza vengo la pure voce. io. Ok. Però mi è piaciuto molto arrivare dove sono Che adesso. tipo di esperienza hai fatto fino adesso? Beh, sono stato a Rai 1, è stato un punto di lancio buono, però
cerchiamo di Alimentarlo con altre cose situazioni. più importanti. Spiegaci il programma estivo, se fai qualche concerto, se inizia il tuo tour, se c'è qualche data che possiamo comunicare. Beh, ancora come adesso niente data, perché siamo in cantiere, allora siamo in studio e cerchiamo di fare del possibile. Quindi se c'è qualcuno che vuole vederti, come fa? Fai degli interventi in alcuni concerti oppure sei ancora in preparazione? No, di ancora in disco? preparazione. Ok, molto bene. Noi vi ricordiamo che se c'è qualcuno interessato anche a comunicare con il nostro amico Anthony può scrivere alla nostra redazione, per cui se c'è qualche fan sfegatata che vuole conoscerlo, così rimorchi te, rimorchio pure io, forse pure Daniele, rimorchiamo tutti quanti, quindi questo ci riempie un pochino di gioia a tutti. Scrivete ad Anthony le vostre impressioni, le vostre lettere d'amore e quant'altro. Noi siamo arrivati, purtroppo il tempo è sempre tirato, come si dice a Roma. Dobbiamo salutarvi, il nostro amico Anthony e Daniele Meloni vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo giovedì 21:20 circa. Chiamateci e venite da noi. Talenti è per... Mannateci le cassette, è per voi. I DVD che state tutte nude. Talenti sì, talenti no. Se ti chiedi di essere un talento, prendi presto questo appuntamento e vai. Talenti sì, talenti no. Se vuoi toglierti un tormento, canta, ballo, recita un momento e vai.